Va bene, vi ringraziamo per l'attenzione, adesso i ristoratori porteranno. Io devo dire una cosa ultima. Oggi è il compleanno della mia mamma, per cui la voglio invitare qua perché così almeno la signorina le fa una musichetta. Vieni mamma, vieni! Questa è veramente una bella sorpresa, soprattutto per me che ho l'onore di consegnare a questa bellissima donna che mi ha visto nascere, crescere nello stesso quartiere. Abitavamo a 5 metri di distanza, ora siamo a 15 km. Però ci vogliamo sempre bene, è stata unica famiglia, la famiglia Santa Maria, la famiglia Gagliano, è stata unica famiglia, è vero o no? Dimmi due parole però, auguri di vero cuore, un bacio. Giallo del leone con lo sfondo rosso, quindi come dicevo si aggiunsero poi tutte le altre città all'infuori di Sperlinga. Infatti una guarnigione capeggiata da Pietro dalla Madonna, perché il castello era suo, resistette a Sperlinga per ben 13 mesi per poi raggiungere la Calabria, dove addirittura questi soldati furono premiati per la resistenza che avevano avuta nei confronti della rivolta. Ecco. Come ci dice il nostro Michele Amari, dico nostro perché era siciliano e di Palermo, infatti nacque il 7 luglio del 1826 e come tanti di noi purtroppo accade, la sua dipartita avvenne il 17 di luglio del 1889. Il secondo motivo, ecco, allora resistette Sperlinga, e Sperlinga è una cittadina dell'Ennese, come sappiamo è vicino a Gagliano. In occasione di questo fu lasciata un'effigie sul portale in pietra del portone d'ingresso del castello, che recita in latino ovviamente quod sicuruis placuit solo Sperlinga negavit, che significa quello che piacque ai siciliani non piacque, in poche parole fu negato dai sperlinghesi, da Sperlinga. Ecco. La seconda ragione è perché quest'anno si festeggia il 200° anniversario, il 10 di agosto, della Costituzione siciliana, anche se poi, devo dire, non fu mai applicata perché fu fatta, diciamo così, sulla falsariga di quella della Costituzione inglese, ma di fatto poi non fu mai applicata.
Nino non c'è, dov'è la moglie di? Nino? L'hai fatta? Vero con la fa chi sta, così ci metto. Vieni bambino, vieni qua. Siamo fermi che dopo si cambiano di macchine, Cataldo, vieni. Dove vai là, dai. Le donne che fanno le foto, dove sei? No, beh, uso anche questa. Fatta, fatta. Abbiamo finito? Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Tutto bene? Tutto bene. È stata una bellissima giornata. Spero che ce ne saranno tantissime ancora. E viva Gagliano! Sempre di più le prossime volte che ci aggiungiamo. Benissimo. Va bene. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Al 2013.